Meno di 2 settimane al Natale, la tradizione consumistica al tempo di crisi. Gli interventi al microfono del videogiornale, Dario Piparo. Manca una decina di giorni alla vigilia di Natale, un Natale ormai consolidato rispetto agli ultimi 3-4 anni, votato al contenimento della spesa. Il lato consumistico è un indicatore sociale, sicuramente, ma non comprende necessariamente l'approccio nel suo insieme. Sarebbe però ingenuo non considerare come la felicità, la festa, sia direttamente proporzionale a quanto si può spendere. E se soldi non ce ne sono, sotto l'albero ci sono più preoccupazioni che doni. È così, specie nelle civiltà occidentali, ed è un dato di fatto antropologico. Le criticità, però, hanno la facoltà di scombinare queste consuetudini, ricercando fughe alternative, modi per vivere qualcosa in forme diverse. In molti cominciano già intanto le proprie mobilitazioni per pensarsi, scambiarsi e donarsi qualcosa. Siamo stati in via Atenea, centro di Agrigento, dove molti negozi hanno già avviato i saldi, sconti su capi e merce del 20, 30 e anche 50%. Abbiamo chiesto ad alcuni passanti quali siano i presupposti per le festività, che siano materiali, economici, religiosi o di semplici intimità familiari. No, ancora no, non abbiamo ancora bene l'idea di cosa acquistare, ecco. È un po' presto forse ancora? Presto, sì. Diciamo presto, però ci stiamo pensando, infatti stamattina già abbiamo fatto una passeggiata per dare un'occhiata ai negozi e vedere di scegliere qualcosa eventualmente. Qualche idea, qualche sfizio magari per quest'anno c'è? No, non c'è nulla in particolare, anche perché non c'è forse manco La materia prima. perfettamente, quindi lo spirito natalizio, ecco. Sarà un po' più contenuto questo Natale? Sì, assolutamente sì, anche perché noi veniamo anche da un matrimonio, ci siamo sposati grazie ad agosto, quindi sarà un Natale bello, però anche un po' più contenuto, diverso dal solito. Sempre l'ultimo momento. Che Natale sarà? Avete qualche idea già? Ma guardi, che Natale sarà, visto i tempi, diciamo più contenuto infatti. Qualche sfizio da togliere per Natale oppure contenimento? Contenimento, quest'anno contenimento. Decisamente. Qualche compera natalizia già avete cominciato a farla? Abbiamo iniziato, sì, Su cosa vi siete orientati quest'anno? ma dei piccoli pensierini per i figli Per i e figli. basta. Che Natale sarà, signora, questo? Tranquillo, spero. Già ci state pensando, insomma, in anticipo, un paio di settimane prima? Visto che già sono iniziati i saldi. Sì, stiamo iniziando ora, praticamente da oggi, ecco. Che tipo di Natale sarà da un punto di vista consumistico? Penso un Natale un po' più ridotto, come diciamo un po' più contenuto. Tipo una borsetta, oppure qualche bracciale. Questi regali per qualcun altro? Sì. Cioè per la fidanzata, no? Con le spese quest'anno come ci manteniamo? C'è crisi. Quindi un po' più contenuti? Sì. Però si consiglia più regali a maglia per combattere più questa crisi. Quindi ti conterrai tu con le spese? Sì. Preferiamo di più in famiglia fare regali a mano. Quindi insomma farli voi? Più utile, sì. Ad esempio cosa? Tipo sciarpe, cappelli, scaldacolli, che sono più a mano. Abbiamo deciso di fare qualche regalino di intimo tra le amiche. Tra le amiche. Sì. Personalmente hai qualche sogno nel cassetto per questo Natale? Essere felice. Buona giornata.